Una parte del cantiere è stata sequestrata e si attendono le indagini affidate allo Spisal. La procura di Padova ha aperto un fascicolo sull'incidente sul lavoro avvenuto lunedì nel cantiere dell'ex convento di via Santa Eufemia, che deve diventare uno studentato. Fortunatamente i due operai travolti dal collasso del solaio hanno riportato ferite non gravi, ma le conseguenze potevano essere peggiori. La Fillea CGIL ha chiesto in queste ore un incontro con i responsabili del cantiere per capire il destino dei lavoratori. Noi nella nostra usuale attività di girocantieri abbiamo incrociato questo cantiere, un cantiere complesso, strutturato, grande, con molte aziende che interagiscono tra loro all'interno del perimetro della zona di cantiere, e abbiamo segnalato moltissimo. Per quanto riguarda la nostra attività, crediamo che sia un po' giunto il momento di prendere in mano la situazione ed agire. Il cantiere era già conosciuto perché a novembre dello scorso anno alcuni operai di un'altra azienda erano saliti sulla gru perché non ricevevano lo stipendio. Sotto accusa ancora una volta il sistema del subappalto. I due operai feriti lavoravano infatti per una ditta che aveva preso i lavori in subappalto dalla ditta romana, che invece si era aggiudicata l'appalto per la realizzazione dello studentato. Il sistema dei subappalti è stato ripetutamente denunciato anche dalla nostra organizzazione, è un problema questa filiera, anche con una caduta di responsabilità, con una anche non professionalizzazione del personale. Nell'ultimo della filiera purtroppo non ha la formazione, l'informazione, non ha i dispositivi, non ha la corretta retribuzione. Ora si attendono gli sviluppi dell'inchiesta. Al momento nel fascicolo della procura non ci sono indagati. La sicurezza non è un costo, ma è un investimento, e l'investimento fatto correttamente e al giusto momento non avrebbe permesso l'arrivo di questa situazione. Voglio precisare che noi come Fillea CGIL non facciamo mai battaglie ideologiche sulle situazioni, ma quando facciamo delle segnalazioni le facciamo perché vediamo che è necessario chiamare in campo le istituzioni affinché ci sia anche da parte loro una presa di coscienza rispetto alle situazioni.